Bentornati al nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Una buona notizia per quanto riguarda la fine del caldo, perché le temperature tenderanno a diminuire per l'arrivo di una goccia fredda a partire dalla Germania e riuscirà a sfondare fino al versante adriatico nella giornata di domenica a partire dal pomeriggio, con temporali che dalle zone montane poi scenderanno fino alla Val Padana e parte del centro con l'inizio della prossima settimana. E vedete, infatti, questa sarà la situazione, evoluzione che durerà comunque poco, perché il cambiamento avverrà già da domenica con l'arrivo dei primi fenomeni, quindi il campo anticiclonico si indebolirà e riusciranno ad arrivare fenomeni, ricordo, anche forti, accompagnati da grandine. Quindi attenzione. Infatti andiamo a vedere un po' più nel dettaglio per quanto riguarda la giornata di sabato, dopo questi fenomeni che riceveremo comunque sul comparto montano, soprattutto sul più alto Piemonte, anche sulla Lombardia, parlo ovviamente delle zone montane, e poi sulle prealpi e anche sulle Dolomiti Venete. Insomma, questa sarà la situazione: caldo e invece sole praticamente dappertutto, tra qualche velatura, e vedete poi l'arrivo di questa forte fase instabile, la coda della depressione che riuscirà ad agire fino sulla Scandinavia nella giornata di domenica, porterà all'arrivo di un flusso temporalesco che dalle zone montane poi riusciranno a formarsi anche in pianura. Possibilità quindi di fenomeni intensi a carattere supracellulare, questo vuol dire ovviamente accompagnati da grandinate fino a medio grosse dimensioni, e guardate, queste saranno le aree maggiormente colpite, compreso ovviamente il Piemonte, anche sulla Lombardia e soprattutto poi entro la serata, tarda serata, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia potremo avere questi sconfinamenti fino alle medio-alte pianure. Quindi questa è l'evoluzione più probabile, ovviamente, ma nel caso ovviamente questa depressione non arrivasse proprio entro la serata di domenica, potrà agire comunque entro la nottata e mattinata di lunedì, perché proprio con questa transazione tra la serata di domenica e poi lunedì riusciremo ad avere proprio il passaggio di questa depressione, che porterà comunque instabilità in modo deciso, comunque sparso. Come vedete, queste le temperature invece previste proprio per la giornata di lunedì. Vedete il calo termico significativo proprio per la caratteristica di avere i fenomeni intensi e ovviamente persistenti. Anche per quanto riguarda le precipitazioni, come vedete, queste le aree soggette a rischio, quindi soprattutto il nord-est fino all'Emilia Romagna, il rischio quindi, ricordo, di grandinate, di nubifragi, attenzione. E poi da martedì fino almeno la giornata di mercoledì sussisteremo a questa presenza del piccolo vortice che riuscirà a stazionare sul centro Italia. Martedì potremo ancora avere invece una fase un po' più dinamica lungo l'Adriatico, il nord-est, le zone appenniniche centrali, fino ovviamente anche sull'estremo Piemonte. Questa è insomma l'evoluzione più significativa, ma poi l'evoluzione è ancora da confermare da mercoledì in poi, che vede questa presenza di un anticiclone ad omega solamente sul centro Europa e non da noi, quindi le temperature subirebbero un certo calo e rimarrebbero in media col periodo con valori termici in generale tra i 28-29 gradi, quindi insomma in pianura si tornerà un po' a respirare. Ovviamente per maggiori dettagli continuate a seguire i prossimi aggiornamenti. Intanto è confermato un passaggio ovviamente tra domenica e lunedì a questa fase instabile su alcune regioni.